Dopo 37 anni finalmente si parte con un'opera che è indispensabile per salvaguardare Venezia. Era il 14 maggio 2003, ironia della sorte, esattamente 16 anni fa veniva posata la prima pietra del Mose, il sistema di dighe mobili alle bocche di porto della laguna che doveva proteggere Venezia dalle onde di marea. Una marea che dall'inchiesta che ha portato gli arresti del 4 giugno 2014 si è trasformata in una bufera di fango e veleni sulla città e un'intera classe politica. Ma ci saranno anche altre opere, questa è la più importante, la più difficile, la più costosa. Dopo 37 anni di discussioni, quel 14 maggio si arrivò all'avvio dei lavori, ma la storia del Mose era destinata a proseguire molto oltre il previsto, ancora oggi non si sa quando finirà. E a costellarla saranno, assieme allo scandalo e ai processi tuttora in corso, i ritardi, i costi esorbitanti, dai 3.200 miliardi di lire previsti nel 2003 si è arrivati ai quasi 5 miliardi e mezzo di euro, ed ora il punto interrogativo sulle spese di manutenzione dell'opera, una volta ultimata. E così è arrivata l'ultima ulteriore polemica sull'ipotetica tassa di scopo, ma questa è storia dei nostri giorni.